Piovani che ha espresso la sua soddisfazione anche per il rientro di Fifi che batte questa punizione. Plejdrup prova a prolungare dentro l'area, arriva Filangieri che prova con il destro, un rimpallo alla fine favorisce il gol di Kullashi e il Sassuolo è in avanti dopo 4 minuti su una punizione battuta di Kullashi per il gol dello 0-1. La testa di Plejdrup, poi la palla, arriva Filangieri che sbatte contro il corpo di Kullashi, assist perfetto per il gol del numero 99. Dopo la tripletta dalla Samp mette ancora, sbaglia qui il rinvio Duran, ne approfitta il Pomigliano con Nambi, anzi Harvey dentro il pallone per Ferrario che di testa sbaglia completamente, poi arriva il destro da parte di Gianmarino, può ripartire il Sassuolo, lo fa con Kullashi, inseguito da Rabot, allarga per Cleland. Beccari prova a tagliare verso il primo palo, Cleland converge, lascia partire il mancino, debole e centrale. Si sviluppa sulla corsia di destra con Cleland che viene servita, poi Beccari, poi Kullashi prova a calciare dalla distanza, palla che esce di pochissimo alto. Rivediamo Kullashi, destro dal limite, a battere il fallo laterale, poi Beccari, gran giocata a liberarsi di Harvey, prova ad attaccare la profondità, va a disturbarla Harvey, arriva il raddoppio di Gianmarino, trova Cleland, calcia con il destro e arriva il raddoppio Sassuolo con Cleland, grazie anche al velo decisivo di Kullashi che disorienta Buegas. Tutto è nato da un'azione insistita da Beccari che poi resiste alla carica anche di Gianmarino. Scarico per Cleland che guarda la porta, va sul palo lontano e Ferrario va Rabot invece. Col destro, palla che sfiora l'incrocio dei pali. Ottima l'idea del numero 6 del Pomigliano. Desiderata dalla centrocampista del Pomigliano che va deciso il Sassuolo con Beccari che entra in aria. Beccari si porta la palla sul destro, Beccari non trova lo spazio per concludere, insiste però Brignoli, di nuovo Beccari, poi Prugna, vola Buegas a dir di no al mancino e grande risposta di Buegas che vola e nega la gioia del gol a Prugna. Gran parata. Taglia sul primo Cleland, dentro allontana Rabot, di testa rimette dentro Cleland per Missipo che da 2 passi era in posizione regolare, non trova il tris. Il nuovo Sassuolo, Filgens, chiede palla a Prugna, la ottiene, prova a servire e imbucare per Beccari, Beccari, la sterzata, Beccari con l'esterno, cerca il piazzato. Martinez entra in aria, prova con il sinistro, grande azione solitaria di Analu Martinez che blocca la palla a terra, fiammata del Pomigliano con Analu Martinez. E dice che può bastare così, il direttore di gara finisce qui allo stadio Liguori con il Sassuolo che vince per 2-0 grazie ai gol di Kullashi e Cleland. Cancella la sconfitta contro la Fiorentina il Sassuolo dell'ultimo turno